Ciao e bentornati sul mio canale. Oggi vi mostrerò una buona parte delle posizioni disponibili sul friscaletto con le relative note musicali corrispondenti. Perché una buona parte e non tutte? Perché mettere troppa carne al fuoco vi creerebbe solo confusione. Anche perché il primo brano che andrete ad eseguire nei prossimi tutorial sarà un brano nella tonalità di Do maggiore, quindi la tonalità di Do maggiore non prevede alterazioni costanti. Per intenderci, avete presente la tastiera di un pianoforte? Ci sono i tasti bianchi e i tasti neri? Perfetto, noi ci occuperemo solo dei tasti bianchi. I neri li aggiungeremo successivamente, soprattutto gradualmente. Prima di iniziare con il secondo tutorial vi invito sempre a iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto, di lasciare dei like e anche dei commenti se vi fa piacere. Siete pronti? Iniziamo! Eccoci qui. Partiamo subito con la prima posizione. Lasciando gli ultimi due fori aperti, così come rappresentato in foto, avremo la nota di Do, che poi sarebbe la stessa posizione che ci dirà in quale tonalità è accordato lo strumento. Quindi questa è la posizione che corrisponderà alla nota di Do. Andando successivamente a togliere un dito, il medio per essere precisi, avremo un Re, così come rappresentato sempre nella stessa slide. Andando ancora avanti, cioè togliendo l'indice e mantenendo il pollice sotto, avremo un Mi. Successivamente, togliendo il pollice, avremo un Fa. Questa slide ci evidenzia come la mano destra in questa posizione non avrà più nessun contatto con lo strumento, o perlomeno non dovrebbe avere nessun contatto perché delle 5 dita nessuno occupa nessun foro. Quindi cosa succede? Che materialmente il friscaletto perde un punto d'appoggio. Successivamente vi spiegherò per quale motivo, lasciando l'ultimo dito, che sarebbe il pollice corrispondente al Mi, cioè passando al Fa, il mignolo gioca un ruolo fondamentale nell'andare a sostenere lo strumento stesso, che in alcuni casi potrebbe anche essere tenuto dalle sole labbra. Questa posizione a forbice ci permetterà di mantenere ben saldo lo strumento, qualora dovesse capitare la necessità di eseguire delle note senza toccare nessun foro, che successivamente vedremo. Successivamente, togliendo l'anulare della mano sinistra, abbiamo un Sol. Successivamente, togliendo il medio, otterremo un La. Cambiando la posizione, cosiddetta posizione a forbice, alzando l'indice e abbassando il medio, otterremo un Si. Mentre togliendo totalmente il medio, lasciando solo il pollice di sotto, otterremo un Do. Ovviamente la mano sinistra, che vedete in queste slide, non chiude nessun foro. Successivamente, togliendo il pollice, otterremo un Re, così come vedete in questa foto. Ecco perché vi dicevo poco fa nella posizione del Fa e del ruolo importante che gioca il mignolo quando la mano destra non viene impiegata. Perché se dovesse capitare, e vi assicuro che capiterà spesso, il dover suonare la nota di Re acuta, dobbiamo liberare tutti i fori perché la nota di Re corrisponde a tutti i fori aperti. Cosa succede? Che praticamente il friscoletto verrebbe tenuto solo ed esclusivamente dalle labbra. Sarebbe troppo pericoloso e precario lasciare il compito alle labbra di mantenere il friscaletto senza che le mani diano ovviamente il loro contributo, perché potrebbe cadere comunque il friscaletto. Cosa succede? In questa posizione sempre del Re
andate a vedere come il mignolo messo, come dicevo, nella parte sottostante e nella parte finale del friscaletto va a sorreggere, con anche l'aiuto dell'anulare, il friscaletto. In questo caso non ci sarà più il rischio di poter perdere o far cadere il friscaletto. Come vedete, i pollici sono stati volutamente messi all'esterno per farvi capire che i pollici stesso non chiudono nessun foro. Andiamo nella posizione di Mi. Ecco, in questa qui possiamo notare come possano bloccare il friscaletto. Diciamo che questo sostegno diventa fondamentale quando, soprattutto, come dicevo, la mano destra non andrà a chiudere nessun foro di pertinenza. Ne approfittiamo per vedere anche l'ultima nota, che è il Mi acuto. Quindi con la mano destra andiamo a chiudere il pollice, cioè il foro posteriore inferiore, e l'indice, il dito indice corrispondente nella parte superiore, che poi risulterebbe perfettamente al centro di quelli che sono i 7 fori anteriori. Tornando indietro, torniamo di nuovo al Re, la posizione corretta indicata anche dalla freccia. Questo è il Do, solo con il pollice sinistro. Questo è il Si, mettendo il medio della mano sinistra nel foro corrispondente. Togliendo il medio e abbassando l'indice otterremo un La. Successivamente, abbassando il medio della mano sinistra, otterremo un Sol. Abbassando l'anulare della mano sinistra, un Fa. Mettendo il pollice della mano destra, otterremo un Mi, e qui non sarà più necessario sostenere il friscoletto con il dito mignolo, perché già di appoggio c'è il pollice. Abbassando l'indice avremo un Re, per tornare alla posizione di partenza, che è il Do. Eccoci di nuovo qui. Allora, abbiamo visto tutte quelle che sono una buona parte delle posizioni sul friscaletto. Adesso ve li rifarò vedere io con lo strumento in mano. Vi anticipo che allontanerò di parecchio le dita, così come avete visto nelle slide, allontanerò parecchio le dita dallo strumento per evidenziare ancora di più il foro aperto. In realtà è importante che la diteggiatura avvenga in maniera molto morbida e soprattutto che le dita non si allontanino più di qualche centimetro dallo stesso foro, perché allontanare la mano troppo dallo strumento precluderebbe l'agilità e comunque ritarderebbe l'attacco di ogni singola nota. Ok? Allora, partiamo dal Do, quindi lasciando gli ultimi due aperti. Successivamente abbiamo un Re, successivamente un Mi, togliendo il pollice un Fa, e qui entra in gioco il mignolo. Successivamente, togliendo l'anulare, un Sol, togliendo il medio, un La. Successivamente togliamo l'indice e abbassiamo il medio per ottenere un Si. Togliamo il medio, lasciando solo il pollice nella parte inferiore, otterremo un Do. Tutto aperto, senza chiudere nessun foro, otterremo un Re acuto. Mentre schiacciando al centro, quindi l'indice perfettamente al centro del foro corrispondente e il mignolo e il pollice sottostante, otterremo un Mi. Tornando indietro, Re, tutto aperto, aggiungiamo
un dito, il pollice sarebbe Do. Scendendo prima dobbiamo fare questo salto e non questo, quindi abbassiamo il medio per ottenere un Si. Invertiamo le due dita, mettendo l'indice otterremo un La, successivamente un Sol, successivamente un Fa, successivamente il pollice, il Mi di sotto e qui togliamo il mignolo che fa da sostegno allo strumento, indice per ottenere un Re e il medio per ottenere un Do. Quindi vi faccio rivedere di nuovo il movimento che bisogna fare quando la mano destra non ha più contatto con la parte inferiore dello strumento. Siamo sul Do, sul Re, sul Mi. Al momento che stacchiamo il pollice, questo va a mettersi sotto. Ok? Al momento che rimettiamo il pollice, questo non ha più motivo di esistere, quindi liberiamo la mano. C'è da dire però che io nel tempo ho automatizzato questo movimento, quindi non lo controllo più e mi capita spesse volte di tenere la posizione anche con lo stesso Mi e con lo stesso Re. Dico, non c'è uno schema ben preciso se, o perlomeno non siamo obbligati a toglierlo. Tutto dipende da cosa c'è prima e da cosa viene dopo. Perché di sicuro se dopo un Do o dopo un Re andiamo a toccare qualche foro della parte bassa che successivamente vedremo, lì dobbiamo automaticamente togliere il mignolo e lasciarlo pronto per andare a chiudere uno di questi fori o l'anulare stesso per chiudere il suo foro di pertinenza. Quindi se è arrivata in questa posizione abbiamo il mignolo perché poi magari il brano ci costringerà a tornare su e allora si trova già pronto. In realtà se siamo nella parte intermedia dello strumento e repentinamente dobbiamo andare a toccare le note o chiudere tutto, lì dobbiamo anticipare l'uscita del mignolo per andare poi a tenere pronto lo stesso dito che deve andare a chiudere il foro appunto corrispondente. Questo è un po' il lavoro che bisognerà fare nello strumento. Vi faccio ascoltare io la scala, partendo da Do ovviamente. Adesso suonerò le posizioni che abbiamo visto. Ecco, questa è la scala partendo da Do a Do. Ok, questo è un po' il primo esercizio che tirerete fuori. Come vi dicevo, io non comando più il mignolo, si attiva da solo, quindi poco prima, poco dopo, ma dipende anche da quello che poi bisognerà fare. Un'altra caratteristica del fiscaletto è che suonando le note devono essere staccate dal colpo di lingua, cioè in pratica la lingua andrà a chiudere con una botta il canale di insufflazione, ok? Staccando ogni singola nota. Il suono che già avete sentito, comunque ve lo faccio riascoltare, è questo.
Senza il colpo di lingua avremo praticamente un suono continuo e trascinato, che non rispecchia, la caratteristica del fiscaletto. Vi faccio sentire, la scala senza, staccare le note. Simile al suono che tiravamo fuori quando suonavamo il flauto dolce a scuola, senza staccare appunto le note. Quindi è di fondamentale importanza ogni singola nota andarla a staccare. Per concludere questo tutorial vi lascerò tre esercizi che potete fare tranquillamente a casa. Il primo sarà la scala che abbiamo visto poco fa e quindi ve la ripeto ed è questa qui. Quindi da Do a Do e si riscende. L'altro esercizio è questo qui che adesso vi passerò anche delle slide, così potrete anche memorizzare le posizioni. Quindi saranno dei salti togliendo le dita per intenderci a due. Quindi Do, Mi, Sol e il solo pollice. E poi si riscende sempre. Quindi Do, Mi, Sol, Mi, Do. L'ultimo invece è partire da Re, quindi togliamo il medio e partiamo dalla nota di Re. Re, Fa, La e Re per far sì che possiate stimolare il mignolo a lavorare a sostegno dello stesso strumento. E si riscende. Ok? Questi sono i tre esercizi che potete fare tranquillamente a casa, vi daranno un minimo di indipendenza perché oltre alla scala cominceremo a muovere le dita un po' autonomamente a due e non rigorosamente in successione. Vi raccomando la soffiata, cercate di essere maestri di voi stessi e cercate di ottenere un suono rotondo. Per qualsiasi cosa, qualsiasi dubbio potete scrivermi sul canale, sarò ben felice di rispondervi e di chiarire tutti i vostri dubbi. Basta, che dirvi? Buono studio, arrivederci al prossimo tutorial, grazie ancora per la vostra attenzione e un saluto da Alfio Leocata.